Nella riserva di Bosco Nordio, a Sant'Anna di Chioggia, in gestione a Veneto Agricoltura, è in corso la messa a dimora di 10.000 piantine di duna grigia per la ricolonizzazione delle nuove dune realizzate nell'ambito del progetto europeo LIFE Redune. Bosco Nordio è infatti uno dei 4 siti di intervento del litorale veneto del progetto europeo LIFE Natura Redune per la tutela, riqualificazione e valorizzazione degli habitat dunali. Le piantine provengono dal Centro Biodiversità Vegetale e Fuoriforesta di Montecchio Precalcino. Abbiamo ricevuto le piante dal vivaio di Montecchio Precalcino e stiamo procedendo ad impiantarle sulle nuove dune. Prima di rimpiantare verifichiamo che non ci siano erbe infestanti e procediamo a toglierle a mano. Le piantine erbacee di duna grigia si vanno ad aggiungere alle specie arbustive, in prevalenza ginepro, biancospino e filirea, già messe a dimora nell'autunno 2019, insieme alle prime piantine erbacee seminate e piantate che hanno già cominciato a colonizzare ed invertire le nuove dune.